Totò Sanna, presidente della Lega Coop di Nuoro Ogliastra. I dati sull'andamento dell'economia del Nuorese non sono positivi, la disoccupazione aumenta, insomma non si vede ancora la luce alla fine del tunnel. Inoltre qua siamo in attesa che si firmi il protocollo d'intesa per il piano di rilancio del Nuorese, che era atteso ai primi dell'anno, però ancora di fatto non è stato chiuso. Indubbiamente, insomma, i dati Istat indicano la provincia di Nuoro come in difficoltà rispetto a una supposta crescita di tutta la Sardegna. È evidente che qui manca ancora una concertazione che è solamente sulla carta, manca una firma di un atto della Regione che doveva arrivare a gennaio, a febbraio e ancora non si è visto, manca una serie di indicatori che evidentemente portano la Sardegna centrale e il Nuorese particolarmente a una situazione veramente di difficoltà drammatica. Come venirne fuori? Se ne viene fuori sicuramente con l'aiuto di tutti, ma fondamentalmente con un aiuto reale e vero della Regione, che ancora oggi mi sembra che sia ancora impegnata in questioni cagliaritane e politiche rispetto invece a un ragionamento che deve vedere la Sardegna non più, o la Sardegna centrale non più una ciambella bucata, ma una parte integrante di questa regione.